Inizio direttamente io in rapidità, anche perché purtroppo i miei tempi sono estremamente compressi in questi giorni. Facevo una battuta prima, giorni estremamente tranquilli dove non c'è nessun tipo di problema all'orizzonte. Io vi ringrazio di essere qui presenti questa sera per questo primo appuntamento. Poi ormai abbiamo reso come consolidato il meccanismo per il quale avremo una fase successiva in cui andiamo a definire i dati una volta che si saranno stabilizzati, avendo la valutazione dell'intera annata 2023. Oggi abbiamo un primo rapporto che comunque dà già una serie di indicazioni particolarmente importanti dal mio punto di vista. Volevo ringraziare Francesco Mignosi, Daniele Damele e tutto lo staff di ERSA per il lavoro che è stato fatto nella raccolta e nell'organizzazione di questi dati, cosa per la quale ormai quanti anni, Daniele? 4 anni. Abbiamo voluto riproporre un'attività che era un po' uscita dall'ordinaria gestione, che è quella proprio di fare statistica rispetto a quelle che sono le situazioni specifiche del Friuli Venezia Giulia, andando poi anche a determinare dei focus per meglio chiarire alcune determinate tipologie produttive, e questi avete visto che negli anni si sono avvicendati e susseguiti rispetto a diverse categorie, ma sono, diciamo, degli abstract. Abbiamo invece una parte principale su cui verranno presentati dei dati. Io mi permetto, mi scuso anche se anticipo un ragionamento, ma altrimenti avrebbe poco senso il solo saluto iniziale. Noi vedremo dati relativi a produzioni, ettari coltivati suddivisi per tipologie culturali, per situazioni e spiegazioni anche fino a dove è possibile arrivare, delle motivazioni che hanno portato ad avere aumenti, diminuzioni di ettaraggi, aumenti, diminuzioni di produzioni, condizioni climatiche, condizioni di calamità, tutto bene. Però noi dovremmo guardare a un dato di cui oggi già possiamo dire di avere la certezza complessiva, perché mentre sui dati produttivi, penso alle soglie di secondo, faccio addirittura fatica a fare i conteggi oggi a febbraio, perché probabilmente alcuni dettagli ancora non sono chiusi, due valori di riferimento sono assolutamente già determinati: l'andamento dei costi di produzione e l'andamento dei prezzi in vendita. Allora io vi veramente chiederei di fare una valutazione su questo passaggio, perché è quello che determina le situazioni di impossibilità o di possibilità di un'impresa di permanere sul mercato con delle condizioni che gli consentano di continuare la propria attività aziendale e di riuscire anche ad avere quelle marginalità tali per realizzare gli investimenti che vediamo sono sempre più richiesti per potersi adeguare a tecnologie, metodologie culturali innovative o comunque nuove, situazioni di difficoltà. E io aggiungo anche ulteriori due punti su cui credo dovremmo porre una grossa attenzione: al fatto che le nostre aziende sono normalmente capitalizzate dal punto di vista patrimoniale, ma scarsamente patrimonializzate dal punto di vista finanziario, con liquidità risicate, se non addirittura dipendenti totalmente dalle linee contributive, e questo è un enorme problema. Hanno degli assetti aziendali che vedremo anche nei numeri nel momento in cui calano le imprese ma crescono gli addetti. Oggettivamente c'è un segnale che le imprese si stanno trasformando in imprese sempre più di dimensioni importanti, perdendo quelle che erano le imprese individuali e i soggetti che erano abbastanza tipici dell'agricoltura della nostra regione. Ho visto ieri sera poi un dato estremamente interessante relativo alle età medie dei nostri imprenditori,
abbiamo una fascia che in teoria non dovrebbe nemmeno esserci, 75 anni. Allora, quando guardo Ennio 1,6 dei fino ai 24 anni, l'1,6% e il 20% o il 15% over 75, vuol dire che c'è qualcosa nel sistema che desta una preoccupazione notevole. Riuscire a definire un meccanismo per il quale questo sistema si tradurrà nell'agricoltura del futuro in questa regione, perché comunque di un'agricoltura del futuro noi avremo, oltre che ad averne necessità, avremo comunque la presenza. Questo percorso prevede anche una serie di attività realizzate in azienda non proprio così banali, che necessitano di una copertura economica e finanziaria che oggi, a parametri vigenti, è estremamente complicata da ottenere. E chiudo con l'ultima considerazione. Qui oggi noi presenteremo dati di colture, produzioni, prezzi, andamenti. Non parleremo di regole produttive, non è questa la sede in cui discutere di quella tematica. Però un altro passaggio che vorrei sottolineare e vorrei in qualche modo evidenziare è che quando parliamo dei prezzi di riferimento che hanno determinato il valore medio delle merci che sono state poste, principalmente i cereali, principalmente cereale, il problema più grosso sta in quella macro categoria. Poi vedremo che sulle carni qualcosa magari di migliore c'è, sul latte c'è una situazione un po' particolare, però parliamo di prodotti che hanno una valutazione da borsa. La valutazione da borsa è una valutazione che, sia pur realizzata a livello regionale, viene determinata da parametri che sono extra regionali. Dirò di più, non sono nemmeno nazionali. Quindi significa che le valorizzazioni delle produzioni del Friuli Venezia Giulia con le regole esistenti in Friuli Venezia Giulia e in Italia, perché di fatto questa è la situazione, con i costi ai quali noi siamo chiamati a far fronte per poter fare una produzione, sono direttamente influenzati da un percorso che va a determinare il prezzo corrisposto per una determinata produzione su uno scenario che è influenzato da un sistema globalizzato di acquisto, con regole, e chiudo con questo, che sono completamente diverse da produttori, principalmente direi extra UE, perché sull'UE perlomeno una serie di regole comuni esistono, ma principalmente extra UE, che magari in questa regione nemmeno entrano come prodotto, perché io non è che vedo le file di autotreni provenienti con il frumento o il mais dall'Ucraina. Però quel prodotto che entra nel mercato determina un prezzo di riferimento che poi va a influenzare quello che viene corrisposto alle nostre produzioni e quindi determinano di fatto quel risultato che vedrete in maniera eclatante sulle slide che verranno proposte. Ecco, questo credo sia il punto su cui tutti dovremmo ragionare. Abbiamo sentito alcune possibilità che si stanno prefigurando a livello europeo, però se io dovessi oggi dire qual è la cosa che mi preoccupa in maniera importante, è proprio questa incapacità del mercato di riuscire a garantire la corretta valorizzazione delle produzioni al produttore primario, che anche nell'ambito delle filiere è sempre quello che rappresenta l'anello debole sul quale vengono scaricate normalmente tutte le componenti onerose, riservandogli un prezzo che certamente non è congruo rispetto all'investimento lavorativo ma anche economico che viene effettuato in azienda per poter realizzare le produzioni, che oltretutto sono soggette alla variabilità di una produzione in pieno campo, quindi clima in tutte le sue forme e sfaccettature, condizioni legate a fitopatie, condizioni legate a fauna selvatica, cioè tutto quello che conosciamo. Non stiamo lavorando all'interno di uno stabilimento e quindi in ambito chiuso e perimetrato, lavoriamo in campo aperto
Se aggiungiamo tutti questi fattori, la criticità e anche la difficoltà che si sta manifestando in maniera importante, credo che possa avere una assoluta valutazione, diciamo così, e comprensione, e dal mio punto di vista questo è un parametro, quello economico, che non va assolutamente sottovalutato in tutti i ragionamenti che andremo a fare in futuro, tenendo conto che alcuni di questi, se non tutti, hanno la necessità di interventi che sono certamente di rango minimo nazionale, ma al 99% unionale, perché comunque gli strumenti altrimenti non ci sono. Io mi fermo qui, vi ringrazio ancora, vi lascio poi in ottime mani per la presentazione, mi scuso per questa velocità, ma purtroppo presumo di essere già mezz'ora in ritardo su quella che dovrebbe essere stata la mia tabella di marcia. Buon lavoro, perché alla fine di lavoro si tratta. Grazie ancora. Bene, allora grazie all'assessore Stefano Zannier che appunto ha introdotto, direi in maniera molto precisa, i lavori di questa presentazione e quindi io, senza ulteriori indugi, anche perché parecchie delle cose che, o quasi tutte, avrei potuto dire sono già appunto state dette dall'assessore Zannier, per cui ovviamente non mi ripeto e non mi dilungo. Dico semplicemente che noi siamo nati nel 2020 con questo servizio. Ricordo che nel 2020 scoppiò la pandemia Covid, anche se è meglio magari rimuovere certi ricordi perché evidentemente non sono stati belli sotto nessun punto di vista, ma noi siamo riusciti a febbraio, marzo, proprio con l'avvio della pandemia, ad avviare questo servizio per la statistica agraria e siamo riusciti a realizzare già nel 2020 il primo report sul 2019. Fino all'anno scorso chi ha seguito i precedenti report sa che avevamo due tecnici che seguivano questi dati ed erano la dottoressa Laura Zoratti e il dottor Daniele Rossi. Vedo Laura Zoratti qui e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che qualcosa abbiamo seminato nell'attività che abbiamo svolto. Oggi tutti e due sono impegnati in altri settori e in altre forme, ma il fatto di essere rimasti legati a noi credo sia un qualcosa di importante. Il dottor Daniele Rossi avrebbe voluto venire, mi ha telefonato dicendo che proprio un impegno che aveva preso prima di sapere della data di quest'oggi e non poteva rinviare, gli ha impedito di essere qui con noi. Abbiamo quindi due new entry che sono con noi ormai da alcuni mesi e che stanno lavorando in maniera egregia sul solco di quello che è stato segnato dai loro predecessori. Ve le presento subito, sono la dottoressa Maria Andrea Androsca, che è dall'altra parte del palco dove siamo seduti noi, e alla sua destra invece la dottoressa Marta Cepparo, un'agronoma, una nutrizionista, ma con tante altre esperienze di livello che hanno portato anche un valore aggiunto rispetto a quelle che sono i dati e quelle che sono le ricerche che noi stiamo realizzando. Oggi presentiamo le prime valutazioni 2023, dati aggiornati al giugno 2023 e in parte per alcuni dati anche addirittura a settembre 2023. Poi presenteremo un focus, il focus sulla coltivazione dell'olivo in Friuli Venezia Giulia. Si sono divise a metà, parleranno ambedue di tutte e due le presentazioni, quindi inizierà la dottoressa Androsca, no, la dottoressa Cepparo e poi proseguirà la dottoressa Androsca. Quindi io direi di partire subito con le prime valutazioni 2023. Abbiamo due PowerPoint da illustrare e lì
su quel mobile ci sono le copie cartacee di quello che noi realizziamo e che domani sarà messo sul sito di ERSA a disposizione di chiunque appunto volesse navigare, volesse scaricare questi ultimi due lavori. Voglio ancora dire che capirete immediatamente dalla presentazione che abbiamo avuto un anno che proprio perché i dati sono a giugno/settembre, no? Ecco, noi abbiamo avuto dei dati che riguardano questi che sono estremamente positivi e che sono dati che generalmente, parlo nella generalità, le mie due colleghe poi entreranno nel dettaglio, sono dati che indurrebbero a ipotizzare un anno molto positivo sotto tutti i punti di vista. Giugno 2023. Poi a luglio cosa è successo? Lo sappiamo tutti. Una grandinata terrificante e terribile che poi ha avuto anche una ripresa anche ad agosto, meno forte, ma nuovamente una grandinata che ha lasciato dei segni di non poco conto e quello ha certamente caratterizzato molto, per cui quando a giugno presenteremo i dati sull'intera annualità, sicuramente non potremmo non significare, lo diciamo sin d'ora, che il 2023 è stato l'anno della grandinata di luglio. Ma scopriamo subito i dati delle prime valutazioni. Marta, dottoressa Cepparo, a lei la parola. Buonasera a tutti. Iniziamo quindi con le prime valutazioni 2023 sull'andamento del settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia. Andamento 2023. Allora, nel 2023, se da un lato ci sono stati segnali di prospettive di mercato positivi, perché c'è stata una diminuzione dei costi dei fattori produttivi, come ad esempio energia, fertilizzanti e mangimi, e dall'altra parte ci sono state condizioni meteorologiche avverse che hanno avuto un impatto negativo sulle rese di alcune colture e sulla qualità dei prodotti. E nella nostra regione l'inverno, per quanto riguarda il clima, appunto, l'inverno è stato abbastanza caldo. In pianura il valore termico medio si è attestato intorno ai 5-6 gradi, ovvero un grado in più rispetto a quello registrato negli ultimi 20 anni. Ma l'evento che passerà sicuramente alla storia è la grandinata record nel mese di luglio, precisamente il 24 e 25 luglio. Secondo quanto riportato dall'ARPA FVG, vi è stato il passaggio da ovest a est di due violente supercelle a solo 2 ore di distanza tra loro, con una traiettoria quasi coincidente. E i danni alle colture sono stati ingenti e in alcuni comuni si è avuta la perdita completa del raccolto. L'andamento produttivo del settore agricolo a livello europeo. Allora, in questa slide sono descritte le superfici e le produzioni per quanto riguarda le colture oleaginose e i cereali nel contesto europeo. Per quanto riguarda le colture oleaginose, sono state esaminate la colza, il girasole e la soia. Come vedete, le produzioni sono incrementate rispetto al 2022 e tra l'altro si stima che la produzione di semi oleosi a livello europeo sarà pari a 33 milioni di tonnellate e quindi l'11% in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Cosa che invece non è avvenuta per i cereali, perché la produzione cerealicola per la campagna 2023-2024 ha subito un calo del 4,3% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. In questa tabella sono stati esaminati grano tenero, orzo e mais. Come vedete, grano tenero ha subito un decremento percentuale sia per quanto riguarda la superficie sia per la produzione. L'orzo ha avuto un incremento dello 0,8% rispetto al 2022 per quanto riguarda le superfici, risultate pari a 10,4 milioni di ettari.
e la produzione invece ha avuto un decremento del 5,9% rispetto al 2022 ed è risultata pari a 48,9 milioni di tonnellate. Il mais ha subito un incremento rispetto al 2022 per quanto riguarda la produzione, ma questo dato, se paragonato alla media degli ultimi 5 anni, è in calo del 13%, e questo dovuto soprattutto agli eventi climatici avversi durante l'estate del 2023. Il contesto regionale. Le aziende e l'occupazione. In Friuli Venezia Giulia il numero di aziende agroalimentari alla data del 30 giugno 2023 è ammontato a 13.543 unità, ovvero un meno 3,3% rispetto al 2022. Per quanto riguarda le aziende operanti nel settore della produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, queste sono risultate 11.928, con un decremento del 3,5% rispetto al 2022. Le aziende operanti nel settore pesca e acquacoltura hanno subito un decremento del 4,3%, pari a 332, e le aziende operanti nel settore silvicoltura invece sono rimaste invariate. Per quanto riguarda invece le aziende coinvolte nel settore della trasformazione alimentare, hanno subito un calo dell'1,3% e sono risultate pari a 891. E invece per quanto riguarda le aziende, la struttura legale delle aziende, diciamo, hanno predominato le imprese individuali, però con un meno 4,4% rispetto al 2022, risultate pari a 10.196 unità. Le imprese invece di tipo societario, quindi società di persone, società di capitale e altre forme giuridiche, sono risultate nel complesso 3.137 con un incremento dello 0,3% rispetto al 2022. E l'occupazione. Allora, i dati hanno mostrato un incremento dell'occupazione del 29,7% rispetto al 2022, quindi i lavoratori sono risultati pari a 18.655. Tenete presente che comunque questo dato fa riferimento ai dati da gennaio a giugno 2023. In riferimento invece alle colture maggiormente prodotte in Friuli Venezia Giulia, consideriamo adesso i cereali, in particolare mais, sorgo, frumento tenero e orzo. Il mais, come vedete dalla tabella, ha subito un decremento sia per quanto riguarda le superfici che la produzione, e alcune aree dedicate alla coltivazione del mais in regione non sono state neppure seminate per via delle piogge ininterrotte, ma i danni più gravi sono stati causati dalla grandine, che ha danneggiato molti raccolti. Quindi le superfici hanno subito un decremento del 13,4%, la produzione del 34,7%, risultata pari a 212.574 tonnellate. Il sorgo, al contrario del mais, ha visto un incremento percentuale della superficie e anche della produzione. Il sorgo è una coltura resistente alla siccità, cresce bene a 30-35 gradi, ma è in grado di svilupparsi anche a temperature più basse, purché non scendano al di sotto dei 14 gradi. Quindi vediamo che la produzione è più che raddoppiata e le superfici sono risultate pari a 1.873 ettari con un incremento del 37,5%. Il frumento tenero ha subito un decremento del 23,8% per quanto riguarda la produzione, pari a 65.824 tonnellate. Le superfici sono aumentate del 6,4%. E l'orzo invece, come vedete dalla tabella, per quanto riguarda la superficie, questa è risultata pari a 14.407 ettari, un incremento del 25,7% rispetto al 2022, e per questa è aumentata anche la produzione, pari a 74.632 tonnellate con un incremento dell'11,7%. Nella colonna a destra
vedete i prezzi, hanno subito per tutte le colture un decremento percentuale. Ad esempio il frumento tenero, il prezzo, è risultato pari a 207,51 euro su tonnellata, con un decremento del 40%, e questo è da ricondursi alle massicce esportazioni ucraine di molti beni alimentari verso l'Unione Europea, favorite anche dall'adozione a maggio 2022 di un regolamento per eliminare i dazi all'import dall'Ucraina fino a giugno 2024. E l'orzo è quello che ha subito un decremento percentuale maggiore per quanto riguarda il prezzo è risultato pari a 175 euro su tonnellata, con un decremento del 43,5%. E passo adesso la parola alla mia collega che proseguirà con le colture oleaginose. Buonasera a tutti e grazie dottoressa. Allora, come premessa vorrei dire che per quanto riguarda la soia, abbiamo considerato solo la soia di primo raccolto. Come possiamo vedere in questa tabella, le superfici coltivate a soia nel 2023 sono state pari a 33.631 ettari, quasi il 15% in meno rispetto al 2022. Ma comunque questa oleaginosa rimane una delle principali colture nella nostra regione. La produzione invece ha subito un calo del 25,4% rispetto al 2022. Questo calo è collegato sia alla diminuzione delle superfici che soprattutto, diciamo, alle condizioni climatiche avverse appunto che ha colpito la nostra regione. Per il girasole e la colza invece, come possiamo vedere dai dati presenti in tabella, è stato invece un anno positivo. Infatti nel 2023, appunto sempre rispetto al 2022, abbiamo avuto un aumento delle superfici per entrambe le colture, e se andiamo nel dettaglio abbiamo avuto un aumento che sfiora il 60% in più per quanto riguarda le superfici del girasole e un 23,5% in più per quanto riguarda la colza. Quindi di conseguenza ovviamente anche, cioè a causa di questi aumenti delle superfici abbiamo avuto anche un aumento delle produzioni, come possiamo vedere un 48% in più per il girasole e un 46,9% in più per quanto riguarda la colza. Se invece ora andiamo a guardare la, colonna dei prezzi, possiamo vedere che tutte e 3 queste colture hanno subito un calo rispetto al 2022. È un calo che va appunto dal 34,1% della soia al 41,8% della colza. Questi cali sono dovuti principalmente ad un aumento della produzione a livello mondiale, quindi c'è stata una maggiore offerta sul mercato e di conseguenza ovviamente i prezzi calano. Tra le colture frutticole, la più rappresentativa della nostra regione sicuramente abbiamo l'uva da vino. Nel 2023 le superfici vitate sono aumentate del 11,6% rispetto al 2022, grazie anche a nuovi impianti, e ha raggiunto quasi 32.000 ettari, e ovviamente questi si concentrano soprattutto nelle province di Udine e di Pordenone. La produzione invece ha subito un calo importante, appunto pari al 23,6%, e la causa principale di tale calo ovviamente sono state le condizioni climatiche avverse, appunto in particolar modo la grandinata di luglio 2023 che ha colpito l'intera regione. Il prezzo medio delle uve si è attestato a 80 centesimi al chilo, e infatti abbiamo avuto un calo sia delle uve destinate ai vini DOC, sia a quelli destinati ai vini IGT. Il melo invece nel 2023 vede una contrazione delle superfici rispetto al 2022, attestandosi a 1222 ettari.
Così come possiamo notare anche una riduzione della produzione. Questa riduzione è dovuta soprattutto alle grandinate che si sono registrate a luglio 2023, che non hanno danneggiato solo il raccolto, ma hanno danneggiato anche gli impianti e le strutture agricole. Il prezzo medio invece, come appunto possiamo vedere nella tabella, è aumentato del 15,5% rispetto al 2022, e questo è collegato all'aumento dei costi di produzione e anche alla riduzione dei quantitativi prodotti per i motivi che abbiamo appena detto. Ora prendiamo in considerazione le produzioni da allevamenti zootecnici. Il numero di allevamenti di vacche da latte nella nostra regione nella prima metà del 2023 era pari a 745 unità, con una diminuzione del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche i capi allevati hanno subito una diminuzione del 2,1% e anche la produzione, che ha registrato una contrazione dell'8,3%. Invece il prezzo medio all'ingrosso del latte crudo alla stalla ha registrato un incremento del 13,1% rispetto all'anno 2022, attestandosi a 54 centesimi al litro. Gli allevamenti di bovini da carne hanno segnato anche questi una diminuzione dell'11,8% rispetto al 2022, e sono diminuiti anche i capi allevati, appunto come possiamo notare in tabella. Fino al terzo trimestre del 2023 sono stati sottoposti a macellazione quasi 4.000 capi, ed è stata stimata una produzione di carne pari a 977 tonnellate di peso morto. Possiamo notare che anche la produzione, appunto, di carne ha subito un decremento pari al 10% rispetto al 2022, ma questo dato è in linea con quanto avvenuto a livello nazionale, perché a questo calo è contribuito in parte il persistere dei prezzi elevati dei fattori di produzione. Questo ha portato a macellare dei capi spesso più leggeri. Relativamente alla carne suina, nella prima metà del 2023 in regione si contavano 813 allevamenti, in leggera crescita rispetto al 2022. Sia i capi allevati che la produzione di carne segnano un decremento rispetto al 2022. Per quanto riguarda la carne avicola, il numero di allevamenti destinati a questa produzione erano pari a 420, registrando un incremento del 3,2% rispetto al 2022. Fino al 30 settembre del 2023 sono stati macellati più di 27 milioni di avicoli provenienti dalla nostra regione, mentre la produzione di carne stimata si è attestata a 65.000 tonnellate. Se ora guardiamo la colonna dei prezzi per quanto riguarda le carni, possiamo notare che solo la carne avicola ha subito un decremento, una contrazione del prezzo rispetto al 2022, mentre i prezzi sia della carne bovina sia di quella suina sono aumentati. In particolare è aumentato, come possiamo vedere, il prezzo della carne suina, che è aumentata del 27% rispetto allo stesso periodo del 2022, e questo è dovuto al fatto che c'è stata una forte domanda e una limitata offerta, e quindi questo ha permesso di mantenere i prezzi elevati di questa carne. Vi ringraziamo per l'attenzione. Bene, grazie a Marta Cepparo e a Maria Andrea Androsca per questa prima presentazione. Io direi di passare subito al focus che abbiamo annunciato, su cui ci siamo concentrati in questi mesi e che riguarda la coltivazione dell'olivo in Friuli Venezia Giulia. Chi inizia questa volta, che non voglio più sbagliare? Sempre Marta Cepparo, perfetto.
Ok. Allora, la coltivazione dell'olivo in Friuli Venezia Giulia. Faccio solo una premessa, io adesso vi illustrerò le caratteristiche di purezza dell'olio, farò un focus poi sui prezzi e poi la mia collega continuerà con il contesto regionale. L'olio extravergine di oliva è uno dei prodotti italiani più esportati al mondo ed è anche l'alimento simbolo della dieta mediterranea. La parola dieta deriva dal greco e significa stile di vita e il termine mediterranea fa riferimento alla tipica alimentazione dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ovvero Italia, Spagna, Francia e Grecia. L'area del Mediterraneo è favorita nell'olivicoltura e l'Italia spicca per la sua conformazione e per il suo sistema climatico. E secondo la norma commerciale del Consiglio Oleicolo Internazionale, gli oli di oliva adatti al consumo umano si possono classificare in olio extravergine di oliva, che deve avere un'acidità libera espressa in acido oleico non superiore a 0,8 grammi per 100 grammi di prodotto, l'olio vergine di oliva con un'acidità libera massima di 2 grammi per 100 grammi, e l'olio di oliva corrente con un'acidità libera massima di 3,3 grammi per 100 grammi di prodotto. E l'acidità libera è solo uno dei parametri che vengono utilizzati per classificare gli oli di oliva. La normativa infatti stabilisce altri indici per stabilire la purezza degli oli, come ad esempio la concentrazione e la composizione dei componenti minori. La struttura chimica dell'olio di oliva. Allora, questa si compone di due frazioni. La frazione saponificabile, che è quella preponderante, costituita da una miscela di acidi grassi uniti al glicerolo a formare quelli che sono i trigliceridi. Gli acidi grassi più abbondanti sono l'acido oleico e il linoleico, e infatti un olio di oliva di buona qualità dovrebbe presentare una concentrazione di acido oleico non inferiore al 73%, l'acido linoleico invece non deve essere superiore al 10% e il rapporto oleico-linoleico deve essere maggiore o uguale a 7. La restante parte dell'olio, ovvero il 2%, è costituita da componenti minori e questa parte viene detta frazione insaponificabile. La frazione insaponificabile è molto importante dal punto di vista nutrizionale perché va a garantire quelli che sono gli effetti benefici dell'olio. Inoltre è responsabile anche della stabilità e del gusto dell'olio di oliva, e i componenti minori presenti nella frazione insaponificabile vengono anche utilizzati per identificare eventuali adulterazioni con altri oli. Come vediamo dal grafico, esempi di componenti minori presenti nell'olio di oliva, ci sono i polifenoli. I polifenoli sono composti che hanno diversi, diciamo, compiti nel nostro corpo, nel senso che hanno diverse azioni, hanno un'azione antiossidante, antinfiammatoria, antiallergica. E altri componenti sono i tocoferoli, che sono composti con struttura chimica analoga alla vitamina E. Sono composti antiossidanti e come tali difendono l'organismo dai radicali liberi e dal cosiddetto stress ossidativo. Altro esempio sono i fitosteroli, che sono composti vegetali dal noto potere ipocolesterolemizzante, cioè sono in grado di abbassare il colesterolo. Aspetti economici. Allora, in questa slide analizziamo l'andamento dei prezzi per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva in alto e l'olio vergine di oliva. Il periodo analizzato comprende, inizia da ottobre 2022 e termina a settembre 2023. I paesi considerati sono l'Italia, la Spagna e la Grecia, che sono i maggiori produttori di olio a livello europeo,
E poi è stata presa in considerazione la Croazia, perché la Croazia ha avuto un incremento molto alto dei prezzi con l'introduzione dell'euro, e i prezzi sono raddoppiati e i generi alimentari sono stati maggiormente colpiti. Vedete dai grafici la curva della Croazia è quella rossa, che si discosta molto dalle altre. Per l'olio extravergine di oliva a settembre 2023, sempre considerando la Croazia, ha raggiunto un prezzo di 12 euro al chilo. E l'Italia è arrivata a, sempre considerando settembre 2023, a 9 euro al chilo. E l'olio vergine di oliva, vediamo che la curva dell'Italia e della Spagna quasi si sovrappongono. A settembre 2023 il prezzo medio dell'olio vergine di oliva è arrivato per l'Italia e la Spagna a quasi 8 euro al chilo. E la Croazia è il paese che ha registrato i prezzi più bassi, in questo caso, sì, scusate, la Grecia, che è la linea blu, e a settembre 2023 è arrivata a un prezzo di oltre 6 euro al chilo. La mia collega adesso proseguirà con il contesto regionale. Grazie. Allora, voglio fare prima una premessa, e cioè vorrei, specificare che l'olio rappresenta una produzione esigua nella nostra regione, e ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il nostro territorio non possiede caratteristiche pedologiche, morfologiche, soprattutto caratteristiche climatiche adatte a questo tipo di coltivazione. Però c'è da dire che questa coltura comunque si sta espandendo, e sicuramente la nostra regione può vantare un fiore all'occhiello, cioè l'olio Tergeste DOP. Ora iniziamo a guardare l'andamento delle superfici in regione. Se guardiamo il grafico a destra, possiamo notare come le superfici investite ad olivo siano progressivamente aumentate. Qui abbiamo preso in considerazione il periodo che va dal 2020 al 2023, e possiamo vedere come nel 2020 gli ettari coltivati ad oliva erano pari a 250, mentre siamo arrivati nel 2023 siamo arrivati a 300 ettari. Se invece ora guardiamo la tabella a sinistra, sono appunto solo gli ettari coltivati nel 2023, possiamo vedere che più della metà delle superfici dedicate a questa coltura si concentrano soprattutto nella provincia di Udine, rappresentando il 57% del totale. Tuttavia, dobbiamo dire che in base ai dati in possesso dell'ERSA, le superfici nel 2023 coltivate appunto ad olivo superano i 600 ettari. Questo perché? Perché ci sono molti coltivatori che praticano questa attività a livello hobbistico, quindi si va ben oltre a quello che noi possiamo riscontrare nei fascicoli aziendali dell'AGEA. La produzione. Noi abbiamo preso in considerazione le campagne agrarie che vanno dal 2015-2016 al 2022-2023. E come possiamo notare, l'andamento della produzione di olio è caratterizzata da notevoli fluttuazioni, e questo è dovuto principalmente al fenomeno dell'alternanza, e in parte anche ovviamente ai parassiti come la cimice asiatica e la mosca olearia. Sotto vediamo il volume di olive molite, e anche questo ovviamente riflette questa tendenza. Se guardiamo la resa possiamo notare che negli anni va dal 12,2% fino ad arrivare anche a toccare appunto punte del 14%. Abbiamo fatto una media e possiamo dire che la resa media in questi anni è stata pari al 13,1%.
Le principali varietà. Nella nostra regione, la varietà maggiormente coltivata è sicuramente la bianchera, che rappresenta il 30% del totale, mentre nella restante parte possiamo trovare le varietà frantoio, maurino, pendolino e leccino, appunto, che costituiscono il restante 70%. Se parliamo di varietà autoctone, sicuramente, appunto, come abbiamo detto, parliamo di bianchera. La bianchera è una varietà di olivo originaria della località di San Dorligo della Valle e fa parte sia della tradizione friulana sia della tradizione istriana. Altra varietà autoctona è la Gorgazzo e questa viene coltivata in tutto il territorio transfrontaliero ed è molto simile alla varietà frantoio. Infine troviamo la Drobnica e la Cernica e queste sono delle varietà minori, ma comunque sono delle varietà molto produttive e anche dalla facile gestione agronomica. Come ho anticipato prima, la nostra regione può vantare appunto di aver riconosciuto il marchio di denominazione d'origine protetta per l'olio tergeste addirittura nel 2004. E nel disciplinare viene specificato che per essere un olio extravergine di oliva tergeste DOP la varietà bianchera deve essere presente in una quantità non inferiore al 20%, mentre la restante parte può essere composta dalle varietà qua elencate, che sono la Garbona, il Leccino, il Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino, e queste possono essere o da sole oppure congiuntamente, appunto, per coprire la differenza. Nel grafico a destra abbiamo preso in considerazione i dati riguardanti la produzione di olio tergeste DOP ottenuti negli ultimi 9 anni. Siamo riusciti ad avere i dati degli ultimi 9 anni e come possiamo notare anche qui l'andamento è molto fluttuante e anche questo dovuto al fenomeno dell'alternanza, così appunto come dei parassiti come la cimice asiatica e la mosca olearia. Se guardiamo invece la resa, possiamo vedere che le rese sono molto alte, tranne nel 2020 che è stata pari al 13,8%, però da ottime soddisfazioni. Vi ringraziamo per l'attenzione. Bene, grazie a voi due per questo debutto davanti al pubblico. Era la prima volta, ma si sono preparate tantissimo, non solo hanno provveduto a fare un lavoro egregio e importante, ma si sono anche su mia sollecitazione, mi hanno sopportato, no? Perché le ho anche un po' invitate a prepararsi, essendo la prima volta del parlare in pubblico, no? A prepararsi anche in quella direzione. Evidentemente c'era e c'è sempre un po' di emozione, no? Quando si deve parlare davanti a delle persone. Chi ormai alla veneranda età di 62 anni ha iniziato a farlo quando avevo 16 anni, mi ricordo quando lo feci la prima volta, ma devo dire che sempre, in ogni caso, c'è sempre un minimo di pathos. La prima volta è certamente un pathos superiore, per cui io veramente ringrazio e sottolineo la vostra capacità di aver lavorato e operato bene sotto tutti i punti di vista, anche di esservi preparate adeguatamente dal punto di vista appunto della esposizione. Sono aspetti da curare, importanti, voi l'avete fatto. Laura, come sono state? Brave? Ecco, tu che l'hai fatto per 4 anni in maniera anche egregia, eh? Bene, e questo è un bel complimento, grazie alla dottoressa Zoratti. Bene, allora, noi abbiamo ancora in programma le conclusioni da parte del nostro direttore generale, il direttore generale di ERSA, il dottor Francesco Miniussi, ma prima delle sue conclusioni, se qualcuno volesse fare
un intervento, specificare qualcosa, fare qualche domanda non difficile, perché non siamo attrezzati per le domande difficili. Quelle facili invece ce la facciamo, è libero di farlo, c'è il microfono, c'è un microfono cosiddetto gelato perché bisogna parlare come se fosse un gelato molto vicino alla bocca, chi lo desidera non fa altro che alzarsi, chiedere la parola e lo può fare. Se c'è qualcuno che vuole esporre qualcosa, ha totale libertà di farlo. Siamo stati così bravi, così brave siete state voi in particolare. Tutto. Ecco, bene. Se vuole venire al microfono, come vuole lei? Allora, intanto che le colleghe vanno a prendere il dato puntuale all'interno della relazione, io voglio dire a carattere generale che tutti i dati che noi trattiamo hanno ovviamente delle fonti. Non so se c'era qualcosa da aggiungere, chiedo scusa. No, vedevo che chiedo scusa, no, mi ero interrotto se forse io avevo interrotto lei nell'esposizione. Scusi. Allora, quello che noi abbiamo trattato e trattiamo ormai da anni sono i dati che raccogliamo da una serie di fonti, le camere di commercio di Pordenone Udine e della Venezia Giulia, le nostre fonti interne regionali, l'ISMEA, tutte le fonti europee. Insomma, sarebbe lungo elencarle tutte. Nella relazione alla fine ci sono tutte le fonti a cui noi facciamo riferimento e ovviamente facciamo degli incroci. Per questo noi abbiamo anche dei contatti con l'Associazione degli allevatori, dai quali abbiamo avuto determinati dati e che abbiamo appunto riportato. Non so se chi delle due vuole specificare qualcosa in merito rispetto a questo dato. Ecco. Quindi la fonte in questo caso è quella che ho detto io della banca dati nazionali. Okay. 100. Sì, è un dato che abbiamo controllato e ricontrollato più volte ed è quello che ho detto in introduzione. Mi pare che lei fosse arrivato un attimo dopo e no, 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 ma scherza, no, no, lo ripeto così faccio un approfondimento su questo dato, anche perché è un dato su cui siamo stati chiamati a approfondire nel corso della riunione che abbiamo fatto con l'osservatorio. Questi dati vengono sottoposti ad un osservatorio composto da tutta una serie di rappresentanti, dall'università alle associazioni, quant'altro, eccetera. Ed era proprio quello che diceva all'inizio. Se noi non avessimo avuto le grandinate, in particolare quella di luglio e poi quella di agosto, meno impattante e forte di quella di luglio, però è stata una seconda grandinata anche quella, noi avremmo avuto sicuramente una annualità record sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista occupazionale. Questi dati si riferiscono a giugno 2023. Eravamo partiti con una volontà di operare al 1000%. Teniamo presente che in questi dati ci sono tutti gli occupati, quindi i tempi indeterminati, i tempi determinati, le prestazioni occasionali e saltuarie, ci sono tutte le tipologie di contratto, quindi è un dato che comprende appunto tutto quanto. E a giugno siamo arrivati a questo dato. Io vi lascio immaginare se non ci fosse stata la grandinata A e B, no, come saremmo andati avanti. Magari sarebbe diminuito un po', ma certamente no, avremmo avuto un dato di occupati molto elevato. Vi posso anticipare fin d'ora che
i primi dati che abbiamo ancora da completare, eccetera, al 30 settembre sono già in diminuzione rispetto a questo trend e prevediamo che vendemmia a parte, eccetera, la parte finale della vendemmia, eccetera, ma che anche per quanto riguarda l'ultimo trimestre ci sia appunto un calo. Però questo è stato appunto il dato che noi abbiamo studiato. Questo dato ci viene, correggetemi se sbaglio, dalle Camere di Commercio di Pordenone Udine e della Venezia Giulia, giusto? E Istat, quindi sono le due combinazioni, per cui anche in questo caso abbiamo fatto le verifiche. Brava Marta, anche Istat, bravissima. Non so se sono riuscito a rispondere compiutamente. Ok. Sì, certo, certo. E certo, il tempo determinato è certamente quella più elevata. Questo lo posso. Nel report c'è tutta la distinzione. Prego, scusi. Aziende, lobbisti, eccetera, che peraltro ammontano a una stessa quantità di ettari di oliveto, quindi metà, 300, paiono in qualche maniera essere censiti, gli altri di tutto un po' in giro per la regione. Da un punto di vista delle rese, della tracciabilità, quelle quantità di olive molite risultano anche al SIAN? È proprio da lì, sì, bravo. Lei ha fatto la domanda e si è dato la risposta. Per cui noi non possiamo dire che confermiamo quello che ha detto. No, no, ma è giusto, poi è evidente che lei è un esperto del settore, quindi è chiaro, insomma, al di là della battuta, no, che ci ricorda Gigi Marzullo, ma al di là della battuta è evidente, no? Lei viene da quel settore e sa esattamente come funziona. La tracciabilità è uno degli obiettivi importanti. Certo. Molti di quegli ettari piano piano dovranno convergere. Assolutamente. Peraltro c'è un progetto in itinere sulla tracciabilità, no? Che so qui in sala esserci delle persone sulla tracciabilità a tutto tondo, no? Stanno operando, hanno già avuto dei colloqui con l'assessore, quindi la possibilità, io mi auguro di poter andare a fondo sotto questo punto di vista che è importantissimo. A lei. Prego. Perché ecco, perfetto, adesso ho visto. Gli indipendenti sono Cococò, prestazioni occasionali e saltuarie e ancora un'altra tipologia, perché i dipendenti è tempo indeterminato e determinato, gli altri sono Cocopro e prestazioni occasionali e saltuarie. Sì, sì, sì. Questi fonti Istat verificati con la Camera di Commercio. Prego, ecco, vedi che avevo visto, era un preveggente, prego.
Grazie. Benedetti, anche liberi professionisti negli indipendenti ci sono, che non mi veniva in mente prima, scusa. Perfetto, benissimo. Nel report generale di giugno prevediamo anche le giacenze e facciamo la verifica. Con Cantine Italia c'è anche un altro soggetto a cui possiamo rivolgerci per avere un confronto, è l'unico detentore. L'unico, allora se è unico dobbiamo andare da loro. Prendiamo nota e portiamo. Grazie del suggerimento. Ci sono ancora altri interventi? Altrimenti io prego il dottor Francesco Miniussi, il nostro direttore generale, di trarre le conclusioni. Grazie. E anch'io sono rimasto effettivamente colpito dal dato sugli occupati. Daniele ha dato una spiegazione che effettivamente è plausibile, poi vedremo con i dati definitivi quali saranno i numeri per capire bene quello che è successo. Allora, prima delle conclusioni vorrei fare una battuta. Mentre venivo qui ho detto, ma se quando ho cominciato a lavorare in regione mi avessero detto che ci sarebbe stato un focus a livello di dati statistici sulla coltivazione dell'olivo in Friuli Venezia Giulia, quindi 35 anni fa, ho detto, ma no, mi stanno scherzando. E questo per darvi un'idea di come effettivamente le cose sono cambiate, stanno cambiando e fra l'altro ultimamente con una rapidità che credo sia veramente sorprendente. E questa rapidità, questo cambiamento così forte dobbiamo conviverci e dobbiamo gestirlo perché è qualcosa che va probabilmente al di là di quello che potevamo pensare, che potevano pensare quelli che hanno la mia età. Penso che mai avremmo immaginato un'evoluzione così rapida in tutto il contesto e quindi nelle condizioni con cui dobbiamo confrontarci lavorando. Era una battuta, ma una battuta fino a un certo punto, cioè qui veramente è cambiato veramente il mondo e l'ambiente su cui l'agricoltura opera deve fare i conti in una maniera veramente pesante su quello che succede. Questo è un dato, l'altro dato è il livello altimetrico del vigneto per parlare di vigne. Sono tematiche che vanno ovviamente al di là di quelle che sono le nostre capacità di gestione, su cui incidere, che però ci condizionano in una maniera veramente pesantissima e su questo dobbiamo fare dei ragionamenti sempre di più attenti e accurati per capire veramente cosa fare, ma anche l'assessore ha già fatto le conclusioni lui prima, no? Facendo certi discorsi e certi ragionamenti. Quelle sono le conclusioni corrette, cioè dobbiamo capire come intervenire per garantire quello che da sempre la politica agricola sta facendo, cioè mantenere un livello di reddito adeguato per le imprese agricole, perché quello è l'obiettivo finale. Ma con queste condizioni, con questi cambiamenti, con queste variabili, sta diventando veramente un'impresa epocale. Ecco. E quindi credo che la politica su questo deve impegnarsi veramente in una maniera probabilmente di più di quello che si poteva ipotizzare in un certo periodo. Ho fatto la battuta, ma ho fatto anche una considerazione che penso sia abbastanza importante. Per il resto, vabbè, ormai, come diceva Daniele prima, è il quarto anno che facciamo queste presentazioni. Vedo che l'interesse è sempre estremamente forte, la testimonia, il parterre che abbiamo qui oggi, sono dati che danno la possibilità di fare analisi per sviluppare politiche. Questo è ovviamente il punto fondamentale del lavoro che svolgiamo. E quello che auspico, anzi ormai è un dato di fatto, abbiamo visto che abbiamo citato i dati SIAN, i dati AGEA, bene, il prossimo anno citeremo i dati OPR e FVG, perché da qualche settimana abbiamo in casa i 17.120 fascicoli aziendali di tutte le imprese agricole della regione e dei terreni anche di imprese agricole che hanno sede legale fuori regione. Questo ci consente di affinare le analisi a livelli che probabilmente mai avremmo potuto ipotizzare prima di disporre di questi dati. Il passaggio è stato fatto, OPR FVG è stato riconosciuto,
si sta lavorando in una maniera forsennata per arrivare a rispettare le varie scadenze che voi conoscete in termini di presentazione di domande PAC e quant'altro, ma quel che conta, l'obiettivo strategico vero, che era proprio l'acquisizione di tutti i dati per poter elaborarli autonomamente, quello ce l'abbiamo. È stato un passaggio fondamentale e questo ci permetterà di andare ad affinare ancora di più tutte le analisi che sono assolutamente necessarie proprio per poter fare quelle politiche di cui vi parlavo prima. Perché qui il cambiamento è talmente rapido che dobbiamo conoscerlo quasi in tempo reale per sapere cosa fare. E su ogni settore, su ogni produzione, se vogliamo fare delle politiche dobbiamo capire esattamente quello che abbiamo e contrariamente a quello che succedeva un po' di tempo fa, non è più che restava statico, cioè la dinamicità in tutto quello che è il settore agricolo dal punto di vista delle produzioni, dei numeri e così via è incredibilmente veloce. Dobbiamo assolutamente poterla conoscere, poterla acquisire per poter poi sviluppare le politiche che ci servono. Questo è il punto chiave e l'ha detto l'assessore, quindi lo ripeto, era il motivo fondamentale di strategia per cui abbiamo istituito PRF Ruge, al di là di tutto il resto, perché questo ci dà la possibilità di governare la nostra agricoltura dal punto di vista delle scelte politiche. Le elaborazioni statistiche che vengono sviluppate servono a questo, ad acquisire una conoscenza di quello che è il settore, di capire quello che dobbiamo fare per poter andare in un senso o nell'altro nei limiti di quella che è la politica regionale, ovviamente. Poi ci sono certi spazi, certe dinamiche che a noi, dove noi non possiamo accedere, ma possiamo comunque fare molto a livello regionale, perché siamo una regione che in termini di autonomia e anche di capacità finanziaria di intervento, come avete visto in questi ultimi anni, insomma, qualcosa da dire ce l'abbiamo. E chiudo qui. Grazie a tutti. Grazie.